Oggi parliamo di un episodio che è del bizzarro e che mi ha fatto chiedere ma cosa sta succedendo nella mente delle persone, in questo caso nella mente di quest'uomo. Immaginate ora di trovarvi nell'aeroporto di Cagliari, pronti a partire dopo una bella vacanza in Sardegna. Pensate di aver chiuso con l'isola e invece, per un cinquantenne sardo residente in Emilia Romagna, la sua vacanza ha avuto un finale a dir poco inaspettato. Mentre la polizia di frontiera stava controllando il suo bagaglio, gli agenti hanno fatto una scoperta che ha subito acceso tutti i campanelli d'allarme. Nel bagaglio c'erano due coltelli a salamanico e, cosa che proprio non mi aspettavo, una cannuccia per una mitragliatrice Browning M2. Ora, la giustificazione di quest'uomo è stata a dir poco fantasiosa. Ha detto di aver trovato quella cartuccia passeggiando tranquillamente lungo la spiaggia del litorale di Quartu. Le spiagge sarde si sa, a volte riservano sorprese, ma una munizione da mitragliatrice? Non è esattamente una conchiglia rara o un pezzo di vetro colorato, non credete? Ma il bello, o il brutto a seconda dei punti di vista, è che non ha saputo dare nessuna spiegazione sui coltelli che aveva con sé. E questo ovviamente ha fatto scattare immediatamente le indagini. Gli agenti ne sono accontentati e hanno subito esteso le perquisizioni. Prima l'abitazione dove aveva soggiornato qui in Sardegna, con i colleghi del commissariato di Quartu, dove però non è stato trovato nulla. Ma la vera sorpresa è arrivata quando i colleghi in Emilia Romagna sono entrati in azione nella sua residenza principale. Lì la situazione è diventata ancora più ricca di materiale non proprio convenzionale. Hanno scoperto infatti centinaia di cartucce calibro 9x19 e ben due fucili d'aria compressa. Tutti questi oggetti ovviamente sono stati immediatamente sequestrati. Ora la domanda che mi sorge spontanea e credo che ve la state ponendo anche voi è come mai una persona dovrebbe avere centinaia di munizioni e persino di fucili e delle compresse in casa e poi presentarsi in aeroporto con coltelli e due cartucce a mitragliatrice giustificando quest'ultima con una passeggiata in spiaggia? È un caso di collezionismo? Un po' troppo spinto? Una dimenticanza assurda? O c'è qualcosa di più sotto che ancora non sappiamo? Quel che è certo è che il cinquantenne è stato denunciato dalla polizia di frontiera. Sembra di trovarci in un giallo senza spiegazione, una spiegazione chiara al momento, non trovate? E voi cosa ne pensate di questa storia surreale? Credete alla versione della cartuccia trovata in spiaggia? Sbizzarritevi nei commenti, sono curiosissimo di leggere le vostre teorie e parlarne insieme a voi.